Ci voleva proprio Spider-Man per imbozzolare 25 metri di abete dell'altopiano e per caricarlo sul trasporto eccezionale che lo porterà fino al cospetto di Papa Francesco. È partito l'albero di Natale che le comunità di Rozzo e Valdastico hanno donato al Santo Padre per abbellire Piazza San Pietro durante le feste. Ci è voluta una mezza giornata, date le dimensioni dell'abete, per mettere al sicuro la pianta e caricarla sul cassone del camion che la trasporterà a Roma. Ma alla fine l'operazione è riuscita perfettamente e i cittadini di Valdastico hanno salutato il loro regalo per il Papa assieme al sacerdote che ha accompagnato il giardiniere di Francesco alla ricerca dell'abete più bello della valle. È un evento straordinario delle nostre comunità di Rozzo, Pedescale e San Pietro, l'albero di Natale che oggi è partito per andare in Vaticano, lo doniamo volentieri a Papa Francesco. È stato trovato in primavera, fine maggio, nella zona del Trugole, di Malga Trugole, tra tanti altri alberi. C'erano altri alberi candidati, ma questo è stato scelto dal giardiniere proprio del Papa come il miglior albero per questo evento. La comunità è pronta a scendere a Roma per vedere l'accensione dell'abete. Andremo come comunità il 5 di dicembre, quando dopo l'udienza con il Papa, nella piazza più bella del mondo, che è San Pietro, sarà acceso questo albero, segno di pace, di concordia, di giustizia per tutti i paesi, per tutti i popoli.